Le donne contano, questo è il tema del progetto presentato presso l'Hotel Dioscuri dal Sor Optimis Club di Agrigento, presieduto da Margherita Trupiano, che ha trattato tematiche relative all'alfabetizzazione finanziaria, che è il frutto di un protocollo d'intesa siglato tra la Banca d'Italia e lo stesso club Sor Optimis International d'Italia. L'iniziativa è stata fatta in collaborazione tra gli interclub, partecipato anche il Rotary di Agrigento, presieduto da Salvo Alaimo, e dall'Inner Well, guidato dalla neopresidente Alessia Attanasio Mirabelli. La relatrice del progetto è stata Mariolina Coppola, già presidente del Sor Optimis Club International nel biennio che va dal 2019 al 2021. Questa sera parleremo di un nostro progetto che il Rotary ha sposato, Le donne contano. Le donne contano ha tanto significato perché contano per affermare la propria professione, contano in questo caso per dare un supporto alle donne fragili che possono essere vittime di violenza economica. Dunque si tratta di un corso di alfabetizzazione economica, è il primo nel suo genere. Oggi abbiamo anche la nostra past president Mariolina Coppola che ci illustra i passaggi di questa importante attività. Allora, noi siamo qui per presentare un progetto che abbiamo fatto noi Sor Optimist con Banca d'Italia, con il Comitato per l'Educazione Finanziaria e con 4 ministeri. Abbiamo lanciato il primo progetto di genere di alfabetizzazione, quindi è un corso di base che somministriamo a donne fragili, a donne che hanno particolarmente bisogno di avere degli elementi per l'indipendenza economica, per combattere la violenza economica, per non lasciare il lavoro e quindi capire l'importanza di strutturare un piano di vita. È un interclub insieme al Sor Optimis e all'Inner Will. Il Rotary questa sera parlerà di donne, le donne contano, ha raggiunto la parità di genere circa 30 anni fa, nel 1989, e da allora numerose sono state le presidentesse di club, le donne governatrici di distretti, e nell'anno 2022-2023 per la prima volta nella storia il Rotary Club Internazionale avrà come presidente una donna, Jennifer Jones. L'Inner nasce come club service femminile che cerca di promuovere un po' quelle che sono le tematiche della donna nella società. Quest'anno in particolar modo il tema dell'Inner internazionale riguarda la donna al centro della società e l'ambiente, quindi il rapporto che la donna ha con l'ambiente e i benefici che può portare. Oggi darà il suo apporto a questa iniziativa insieme al Rotary e al Sor Optimis. Assolutamente sì, sono pienamente in sintonia con quelle che sono le tematiche della serata, si vanno ad incastrarsi perfettamente con le tematiche dell'Inner.